Ben ritrovato intanto al dottor Raffaele Padrone, vice segretario nazionale di FSP Polizia di Stato. Allora, abbiamo sentito, no, la situazione Orioles che lancia questo allarme insomma, un Friuli Venezia Giulia che si risveglia con delle problematiche di un certo tipo, la droga da una parte, gli accoltellamenti dall'altra, diversi casi. Oggi però leggiamo le statistiche di un noto quotidiano, Il Sole 24 Ore, che dice che Pordenone è una delle città più sicure in Italia. È lo specchietto per l'allodole o possiamo stare tranquilli almeno nella nostra città, caro Raffaele? No, nella nostra città possiamo stare tranquilli, l'abbiamo dimostrato con operazioni, con le strade sicure, con interventi, con tutta quell'attività di polizia giudiziaria messa in essere dalla Questura di Pordenone, quindi dalla polizia in città. Abbiamo festeggiato poche settimane fa San Michele proprio in un parco per dire la città. Ci siamo ripresi anche il nostro territorio, mi pare che lo slogan fosse passato in questi termini, direttore. Quindi voglio dire, la città in effetti è sotto controllo. Il problema è che non esiste, non è mai stata l'isola felice. Cioè, molte volte abbiamo sempre parlato di questa isola felice e questo perché magari non avevamo l'omicidio, non avevamo la sparatoria in centro, non avevamo, grazie a Dio, brutte situazioni come quelle che si sono verificate a Trieste. Però queste cose mi fanno sorridere. Perché? Perché adesso di colpo qualcuno si rende conto che anche in Friuli Venezia Giulia la pericolosità e la criminalità è aumentata. Lei dice, è vero, la statistica di Pordenone è questa, ma questa è una città, ce ne sono altre 4 in Friuli Venezia Giulia. Il Ministero, vi do questa chicca, 2 giorni fa, quindi dopo l'episodio di Trieste, increscioso episodio di Trieste, ha ordinato ai questori del Veneto e del Friuli di intervenire con un'aliquota di uomini nel loro possibile in Trieste. Ma questa è una cosa assurda. Questa è una cosa assurda. Noi abbiamo dovuto mandare 2 persone da Pordenone a Trieste. Così hanno fatto le altre città e così è stato fatto perché è voluto dal Dipartimento. È una cosa assurda, vergognosa. Siamo qua a gridare da 10 anni che manca polizia a Pordenone, ma a Trieste, a Udine è uguale, a Gorizia uguale. E cosa fa il Ministero? Prende e sposta 2 persone, 1, 2, quello che uno può dare, a Trieste. Cioè, quando sono venuti ministri di turno, sottosegretari, avevamo la politica in mano, mi pare che il governatore faccia parte di quella schiera politica in cui era il governo fino a ieri e si pubblicizzava l'arrivo di poliziotti. Mi fanno sorridere. Ora si accorgono che a Trieste c'è bisogno di agenti nuovi di polizia, ma ce n'è bisogno anche a Pordenone, a Udine, e non mi fate ogni volta quell'esempio che sono usciti, perché se voi interrogate le istituzioni, quelli non possono dirvi il contrario. Lei ha sentito l'istituzione e le ha detto sì, ma noi siamo a posto. Non è vero che siamo a posto, perché il signor Questore deve mandare via delle persone che sono irregolari nel nostro territorio e non vanno a piedi, bisogna accompagnarle, e quindi queste persone hanno fatto un turno la mattina e poi devono andare al pomeriggio a fare un accompagnamento e domani torneranno. Oggi sono partiti, ci sarà un altro accompagnamento, perché ormai in città più di pordenonesi ci sono persone che arrivano dai Balcani e il questore interviene mandandoli via. Ed è giusto che faccia così, ma non è giusto che il Dipartimento venga da noi per mandare delle persone aggregate in un'altra città che sta peggio di noi. Voglio dire, è il gatto che si morde la coda, mi fanno sorridere. Adesso io leggevo che c'è in questo nuovo decreto legge vorrebbero, chiaramente della sicurezza,
dare 4 milioni e mezzo miliardi di euro per risanare gli straordinari del contingente esercito che sono distribuiti fuori dal territorio nazionale. Ma cosa sono? Intanto parliamo solo di esercito e non parliamo di polizia. Sapete che dal 2018 a oggi sono oltre 100 milioni di euro che i colleghi non percepiscono per lavoro di straordinario? 100 milioni di euro. E non se ne parla su nessun decreto sicurezza. Qualche mese, se non magari qualche anno, i soldi, beh, sicuramente non li lasciano allo Stato. Ma sì, ma dal 2018 sono quelli che avanzano da prima. Cioè, perché uno deve fare un lavoro straordinario se non viene retribuito? E perché la condizione che ha il Ministero o il Ministro di turno è quello di pensare che la sicurezza sia un costo. La sicurezza non è un costo. Provate a convincere una persona, un poliziotto per la strada, un uomo politico, che vada a convincere che quello che è stato fatto rientra nella normalità. Io ho letto su Facebook, su altri social, che i colleghi sono morti perché è il loro lavoro. Ma sono idiozie. Un altro che invece di pensare alle bistecche si permette di giudicare che lui non si sente tutelato, ma si deve vergognare, che pensi alle bistecche. Chef? Certo, lo chef che viene a parlare di sicurezza. No, perché è giusto dare nome e cognome alle persone. Non mi ricordo, ma Rubio, ma non voglio neanche ricordarmi. Comunque fa bistecche, quello che insomma, fa bistecche, fa lo chef, dai. Fa lo chef. Bene, facesse lo chef. Non venisse a parlare di... Qua c'è troppa gente che parla di sicurezza, già ne parla la politica in maniera assurdamente sbagliata, perché ormai è una politica cieca, una politica schizofrenica, come l'ha chiamata qualcuno, che si ricorda di cosa? Di andare dopodomani, va bene, a sfilare a Trieste perché è dovuto sfilare a Trieste, invece che si ricordasse dopo di quello che è successo di questi colleghi. Perché lì gli unici a ricordarsi dopo mercoledì a mezzogiorno sono solo i familiari. Basta, non esiste. Perché vedete già, no, che nei TG non passa più come prima notizia, perché basta, cioè oggi è passata prima la regata, ma è giusto forse anche pensare oltre e al futuro. Ma io vorrei che qualcuno si ricordasse di questi colleghi, perché morti loro, morire di polizia è facile. Allora, io spero possano essere gli ultimi, ma mi immagino che da qui agli anni a venire non saranno... Ma guardi, sono 5 già da aprile... È un mestiere delicato il vostro, no? Cioè, si dispone sempre più a avere a che fare con della delinquenza. Direttore, sono 5 da aprile, 5 tra carabinieri e poliziotti, e sono oltre 4.000 in questi ultimi anni. Cioè io non so, 4.000... Nessuno di questi 4.000 ha una stanza intitolata al Parlamento. Qualche tossico e qualcun altro terrorista ce l'ha. Allora, tanto adesso anche chi per i reati di mafia si può uscire, quindi non gliene frega niente della responsabilità della vita degli altri, perché se uno come Buscetta Certo. può uscire dal carcere o chi sia per lui che ha commesso reati di mafia, ci hanno detto che può uscire, ci preoccupiamo invece di non modificare quell'articolo famoso dell'ergastolo ostativo. Certo, e quindi ma magari se collabora con le forze di polizia, collabora di giustizia, però ha una riduzione importante della pena. Sì. Il problema è che non tutti desiderano collaborare. È primo, no, e lei ha idea cosa ci costano queste persone? Vabbè, sicuramente. Però, ma ne parleremo. Però, no, mettere mano su un articolo di legge, certo, modificare quello dell'ostilità, della manettare le persone, un agente non può farlo su una tipologia di reato, certo, solamente quando quello non si può fare. Ne parleremo anche perché vedo Raffaele Padrone abbastanza arrabbiato. Sì, io vi avevo detto che dopo i funerali di questi due colleghi veramente ci sarebbe stato tanta di quella carne al fuoco, perché qua ho sentito di quelle
stronzate, ma le armi, non le armi, l'addestramento, ma cosa ne sapete voi dell'addestramento che viene fatto? Ma vergognatevi che continui uno a fare quello che fa e l'altro... Ognuno il proprio lavoro, dai, verrebbe da dire. Direttore, però devo fare, siccome sì, stasera sono in vena... infatti il diretto interessato il la sta già guardando. Lì seduto, abbiamo, come cittadino di Pordenone, abbiamo il peggior cimitero d'Italia, perché io ve lo dico, ho parenti purtroppo a destra, a sinistra. Se andate al cimitero di Pordenone, sfido a chiamare, a fare... Quale? Ma ci dia un'indicazione, quello che è di fronte al centro, via stadio? Cappuccini, il primario di Pordenone, quindi quello di via Cappuccini. Cioè, al di là di... Cosa succede? Un Perché abbandono, andate con le telecamere. Domani andate andiamo, con le telecamere, domani andremo. c'è di tutto. Erba alta così, uno schifo terribile. È già un luogo di... Adesso la gente chiaramente andrà per i santi, per i santi. Chiedo... Io spero che dopo l'annuncio di questa sera... cerchiamo di dare una mossa anche a queste cose invece di mettere terra e fare. Bene. Cerchiamo di sistemare anche queste cose che chi è lì magari ha sofferto e ha pagato le tasse fino al giorno prima. Benissimo, grazie allora a Raffaele Padrone, vice segretario nazionale di FSP Polizia di Stato. Ci vedremo nei prossimi appuntamenti. Interverrà tra qualche istante anche l'amico Eligio Grizzo.